Lo 0-0 ottenuto nel big match contro il Milazzo ha lasciato un po' di amaro in bocca in casa vittoria. I biancorossi non sono riusciti ad avvicinare la vetta che dista ancora 3 lunghezze, di giornata alla fine ne mancano 4. In questo rush finale di campionato la squadra biancorossa punta allora al massimo possibile in questa 27esima giornata a far visita al Gianni Cosimo e la Leonzio, squadra in grande ascesa dopo il successo per 1-0 sulla Ionica. L'11 iniziale del Vittoria con Cirnigliaro, Montefusco, Sferrazza, Flavio Dos Santos, Lucarelli, De Jesus, Sloikowski, Lonigro, Esposito, Fortunato e Vitiello. Risponde la Leonzio, Caruso, Midolo, Diouf, Tornatore, Sinadra, Ventura, Capuana, Vega e Puccio. Partiamo allora col film del primo tempo. Dopo 3 di gioco, calcio d'angolo pericolosissimo, né Sferrazza e né Montefusco trovano la deviazione vincente verso la porta di Caruso. Al 12esimo inserimento a destra e tiro potente di Sloikowski respinto ancora da Caruso. Al 13esimo lancio sull'out destro, quello preferito in questo primo tempo dalla vittoria. Lucarelli ruba il pallone all'avversario, ne scarta un secondo e scaglia una conclusione imprendibile in rete. 1-0 vittoria e la dedica non può che essere per il fratello tragicamente scomparso nei mesi scorsi. Buon momento del Vittoria che alla mezz'ora ci riprova, cross dalla destra per Esposito che va al volo. Caruso sembrerebbe trovare una gran parata, ma per il direttore di gara questo è gol. La palla ha oltrepassato totalmente la linea, rimane scetticismo ma esplode ovviamente il Gianni Cosimo perché 2-0 vittoria con la firma del Pocio Antonio Esposito. Minuto 40 ci prova allora anche la Leonzio, ospiti in avanti con Puccio che cerca la conclusione dalla grande distanza, non trova lo specchio della porta. Minuto 45 ancora un calcio di punizione, i bianconeri chiudono infatti la frazione in avanti e Tornatore che colpisce a botta sicura, incredibilmente una deviazione gli nega il possibile 2-1. Finisce così allora il primo tempo, Vittoria che fin qui fa il suo dovere. 2-0 contro la Leonzio, inizia la ripresa, cercano il trissi biancorossi, bella combinazione Lucarelli, Dos Santos Carioca, il pallone però finisce alto. 54esimo, Fortunato salta l'avversario a sinistra, mette il pallone all'indietro, Dos Santos Carioca, conclusione centrale tra le braccia di Caruso. 66esimo ancora Dos Santos, qui fa la sponda e la fa perfettamente per Esposito che si inserisce a tutta velocità in area di rigore, tenta il diagonale molto bene il solito Caruso. Minuto 68, errore di Sferrazza, si invola allora Puccio che prova a servire il compagno, conclusione super Cirnigliaro che vuole il clean sheet, vuole evitare dispiaceri al suo Vittoria. Dall'altra parte invece clamorosa l'occasione capitata sul destro di Esposito, il pallone finisce ampiamente alto. Ecco allora i cambi in casa Vittoria, esce Dos Santos, dentro Jalò al 73esimo, il momento del numero 8 Leggio. 77esimo proprio il neo entrato Leggio mette a disposizione di Sloikowski il pallone del 3-0, la traversa, nega il gol all'esterno del Vittoria. 79esimo è il momento dell'ex San Luca Axel Romero. 81esimo calcio d'angolo ancora della Vittoria, colpo di testa sulla traversa, incredibilmente Sferrazza dopo la deviazione di Vitiello non riesce a ribadire in rete. Due cambi prima del triplice fischio, il momento di Iezzi al posto di Lucarelli. All'85esimo anche Diop, finisce così la gara al Gianni Cosimo, il Vittoria batte 2-0 la Leonzio nel segno di Esposito e Lucarelli e rimane lì aggrappata alla corsa in vetta. Amici di Wisport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.